L'aumento non si vede e non si sente, almeno per il momento, ma è scattato da oggi. Più un punto percentuale all'IVA che balza dal 21 al 22%, con un conseguente ritocco all'insù dei prezzi del 70% dei beni commercializzati, di quasi tutti i servizi e delle accise su benzina e gasolio. Aumentano i costi per i trasporti delle merci, il trasporto delle persone, l'incidenza sarà come sempre drammatica. Nel mondo del commercio si sta assorbendo in qualche modo questo punto percentuale perché chiaramente ormai si è già fuori mercati perché i prezzi non sono in linea con le capacità economiche degli italiani, per cui ancora una volta il mondo del commercio subirà un'ulteriore perdita. Anche se si incamerassero sti fatidici 2 miliardi dall'aumento IVA, cosa che io ritengo assolutamente impossibile perché avremo un'ulteriore contrazione dei consumi per cui si incasserà meno, ma anche se si dovesse incamerare questo incremento di imposta, ce lo siamo già bruciati in 2 giorni con l'aumento dello spread. In questo momento stiamo perdendo circa 3-4 miliardi di maggior interessi sul debito pubblico. Confesercenti lancia l'allarme. Questa drastica decisione porterà, si sa, ad un calo generalizzato dei consumi e all'annullamento delle speranze di una ripresa. Le tasche dei padovani si troveranno a subire un ulteriore prelievo fiscale superiore ai 100 milioni di euro, afferma il presidente di Confesercenti, e ai negozianti il punto in più di IVA peserà per oltre 30 milioni. Ci sono delle cose che non siamo più in grado di permetterci, vanno eliminate, altrimenti l'IVA sarà del 22, 25, 30%, ma non cambierà nulla. Avremo sempre gli stessi problemi. Ci abbiamo fatto tanti sacrifici. L'Italia negli ultimi 5 anni non ha fatto altro che fare sacrifici. I risultati dove sono? E questo è il dramma.